Facciamo un break con Alberto Viriglio, con due sonetti non di Alberto Viriglio, ma di un certo Oreste Fasolo, che ho trovato nel volume, in uno dei due volumi che ho già citato, Voci e cose del vecchio Piemonte, di Alberto Viriglio. Voci e cose del vecchio Piemonte, che ha come opera quindicesima le rime piemontesi, appunto, con prefazione Drico. E qui c'è questa prefazione, senz'altro, di questo Rico, tra l'altro datata 1000 agosto 1892, e cita e mi sembrano interessanti questi due sonetti. Dunque il primo: una bella testa da midaia antica, forte, vivace e piena di sentimento, e pianta su due spalle veramente, più fiere che le spalle di Pietro Mica. Una bella fronte intelligente, ricca, di idee nuove sempre, assente, ed oi che leso fino al fondamento, un'aria furba dite, cica. Da gran poeta adora i liter freisa, la naptit fusonanta per da boom, man ventricul però senza pretesa. L'ansagrin non conosce il talentum, per eternello un rima piemontesa, che l'inventa la bagna di Pourun. Non sono stato lì tanto per il sottile a curare la metrica, perché non è così curato questo sonetto di Oreste Fasolo. E poi adesso in questa sede ci interessa più il significato che non la musicalità dei versi. Cosa dice qui Oreste Fasolo di Viriglio? Dice che Viriglio ha una bella testa da medaglia antica, forte, vivace, piena di sentimento, e piantata su due spalle veramente più fiere che delle spalle di Pietro Micca. Una bella fronte intelligente, ricca di idee sempre nuove, a cento, e degli occhi che ti leggono fino in fondo alla mente, con l'aria furba di dirti cica. Ma su questo cica io, ciché in piemontese vuol dire masticare tabacco, però è anche vero che il cicchetto e il bicchierino di vino, forse entrambe le cose. Perché poi dice: da grande poeta adora i litri di freisa, il vino, ha un appetito copioso, per davvero, ma un ventricolo, cioè uno stomaco, senza pretesa, quindi gli piace mangiare, ma non è schifiltoso, non è esigente più di tanto. Ha solo un rammarico. Ha un rammarico, un sagrin, non conoscere il talentone, il geniaccio, per eternarlo in rima piemontese, che ha inventato la bagna di Pourun. Interessante, perché la bagna di Pourun è una poesia di Viriglio che abbiamo già considerato, no? Allora, bagna è intinto. Sant'Albino dice: la parte umida delle vivande, come sugo, grasso, burro, in cui essa è cotta. Dicesi poi di salsa, guazzetto, saporetto, un condimento di più maniere che si fa per aggiungere sapore alle vivande, da non confondersi però con l'intinto. Interessante, perché qui proprio fa cenno alla bagna di Pourun, che è quella poesia che abbiamo considerato, e con tanto di chiusa, qui nacque cul la bagna di Pourun, e sembra proprio che citi, anzi non sembra, cita proprio questa poesia, questa rima. Alain fa i cavalier commendatur, certi che avendo d'acqua per le cure, intant l'autor di un'invenzione compagna, come la nostra insuperabile bagna, vero benefattore dell'umanità, l'è sempre tal cantun di desmentiamo. A proposito di talentum,
c'è proprio gran talento anche nella poesia, sì, è assolutamente una citazione. Venendo al secondo sonetto di Oreste Fasolo, l'embra fiel che pias vive e la se vive, ma pienant l'istes temp d'attività, sa fet bei vers, s'accusi nelle grive, fel presidentan quindes società. A sa feriesen candidato, scrive, sei taca anche una predica curà, giugetta roc fundet cooperative, cantet il Kyrie on toc funicula. A sapiet bala con bel deuit, con flema, la gente più spirituosa e la falurca, gli amici e gli avversari tutti insieme. S'affende bin qualunque sorda impresa, anche ferende la rendita turca o la letteratura piemontesa, molto ironico qui. Dunque è un bravo ragazzo al quale piace vivere e lasciar vivere, ma pieno nello stesso tempo di attività, interessi. Sa fare dei bei versi, sa cucinare, la griva e il tordo, l'uccello selvatico, molto ricercato per le tavole, ma le grive nel senso di frisse sono le tipiche polpette rustiche della tradizione piemontese, Langhe e Monferrato, quelle polpette rustiche a base di carne, fegato e interiora di maiale, che poi vengono aromatizzate con bacche di ginepro, formate in piccole sfere avvolte nella retina, momento, poi cotte lentamente in padella finché risultano croccanti. Quindi alterna l'attività culinaria con quella poetica e sa anche fare il presidente in 15 società. E questo mi sembra molto interessante perché ho appena finito di considerare la distribuzione premi di una società protettrice, una società di animalisti abbiamo visto, no? Ed è per questo che, come dicevo, dobbiamo immaginarci Virgilio presente, non dico presenzialista, ma sicuramente molto presente in queste riunioni, in questi circoli. E sa fare riuscire un candidato, scrivere se gli va, se gli tacca, se gli prende, anche una predica a un curato, un prete. Sa giocare a tarocchi, fondare cooperative, cantarti il Kyrie o un pezzo di funicolà. Penso sia Funiculi Funicolà, la famosa canzone napoletana scritta nel 1880, che rievoca il movimento e il suono della prima funicolare del Vesuvio. Infatti significa, tra l'altro, composto da Luigi Denza su testo di Peppino Turco. Il significato del testo è il protagonista della canzone è un innamorato che invita la sua fidanzata a fare una gita sulla funicolare. L'obiettivo è salire sulla cima del Vesuvio per godere della vista mozzafiato, ma anche e soprattutto per trascorrere un momento romantico e passionale insieme, lontano da sguardi indiscreti. Poi, sa Piedbala con bel deuit, sa prendere in giro Piedbala, con garbo, con un bel modo di fare, bel deuit, con flemma, la gente più spiritosa e anche la più sciocca, la falurca, falurcu è lo sciocco. Sa fare andare bene qualunque tipo di impresa e sa anche far rendere la rendita turca, ma qui si può avere qualche dubbio. Tra parentesi, la turca in gergo è la polenta, ma non penso sia quello. Siccome l'espressione rendita turca si riferisce in genere ai rendimenti offerti dai titoli di Stato dalla Repubblica di Turchia, che sono famosi perché offrono rendimenti elevati, sì, ma comportano un elevato rischio e un forte rischio di scambio soprattutto. Allora qui si dipinge Virgilio come uno che insomma sa far fruttare qualunque cosa, un remida che trasforma in oro tutto ciò che tocca.